Domande. Sono tante le domande che ti poni. Sono tante le domande che hai nella testa. E saranno sempre di più, perché tu continui a chiedere, già a chiedere. Ti chiedi cosa non va nella società in cui vivi. Ti chiedi cosa non va nelle altre persone. Ti chiedi cosa non andava in passato. Ti chiedi come mai il presente sia così statico e poco stimolante. Ti chiedi perché il futuro sia un'opaca utopia. E ti chiedi come mai alcune cose sono accadute. Ti chiedi il perché alcune cose sono finite. Ti chiedi soprattutto cosa non va in te. Già, in te. Perché alla fine il problema forse non sono gli altri, ma sei tu. Sì, tu, che continui a tormentarti, a scavare dentro di te senza trovare risposte. Fa male, vero? Eh sì, fa male. È come se fa male. Ma non ci puoi fare niente, perché tu continuerai a porti domande. Tu continuerai a chiedere. Devi fartene una ragione. Chiedere, 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 chiedere ancora. Tu vuoi capire, vuoi andare in profondità, ma il contesto in cui vivi è pieno di zone d'ombra. Il contesto in cui ti trovi non vuole chiarezza, non vuole darti le risposte che cerchi. Purtroppo. Chiedere. Tu continui a chiedere qualcosa che forse nemmeno chi ti vuole bene può darti. Non è colpa loro, è nemmeno tua. Nella vita non ci si capisce mai del tutto. Accade talvolta, di rado però, molto di rado. Forse, a questo punto, devi solo smettere di cercare negli altri qualcosa che solo tu hai dentro, anche se ora non sei in grado di capire tutto questo. Forse devi solo cominciare il viaggio. Solamente cominciare il viaggio.